300 infermieri in ferie ogni settimana per un periodo che varia da un minimo di 15 fino a 21 giorni ciascuno. Anche quest'anno l'ospedale di Padova si avvia a varare il piano estivo, concordato come sempre con primaria caposala delle singole unità operative, ma che ha sollevato perplessità fra i sindacati dei dipendenti che parlano di difficoltà in organico già presenti, che si aggraveranno in vista del periodo estivo, non garantendo i livelli di assistenza. Non viene chiuso nulla, c'è una contrazione o un accorpamento di alcune funzioni, mantenendo ovviamente inalterata e quindi completamente funzionante l'attività d'urgenza, delle rianimazioni, del pronto soccorso, del centro ustioni, di tutta l'attività di trapianto per esempio continuerà ad essere garantita sulle 24 ore, mentre su alcune attività programmate noi faremo una contrazione. Cos'è una contrazione? Alcune cose invece di farle su 4 piani le faremo su 3 piani. Una riduzione e un accorpamento dei posti letto per gestire al meglio le risorse che ricalca quella degli anni precedenti, precisa la direzione dell'azienda ospedaliera di Padova, che rassicura i cittadini anche sul mantenimento degli stessi tempi d'attesa per i pazienti. Noi daremo avvio al piano l'11 giugno, credo che alcune cosette che devono essere definite possiamo definirle anche in corso, perché il diritto alle ferie dei dipendenti, il piano l'ho previsto e quindi siamo certi di poterle garantire.